Salve a tutti, io sono Sam, sono il fratello maggiore di questi due ragazzi, lui è Yab e poi a seguire Mazen. Siamo tre fratelli di origini egiziane, siamo nati qua in Italia e viviamo da sempre in questo paese meraviglioso. Ci siamo avvicinati molto casualmente in realtà. Un giorno ero seduto a letto e stavo guardando, sai, il marketplace di Facebook e appunto mi è saltato fuori questo annuncio di questo parco a un buon prezzo, no? Io l'ho condiviso, noi abbiamo un gruppo di WhatsApp tutti e tre insieme, l'ho condiviso nel gruppo e in realtà senza nessun tipo di idea eccetera abbiamo deciso di andare a vedere così, ma giusto per dare un occhio, giusto per capire. Però nel momento in cui siamo entrati in questo posto, ci siamo innamorati immediatamente di questa meraviglia. Perché in realtà è un paradiso, a nostro parere è proprio un paradiso sommerso ed è una miniera d'oro, nel senso che è un posto spettacolare. Oltre al ristorante, che sarà qualcosa di comunque molto formale, avremo una zona di svago che gestirà tutta la parte, il chiosco gestirà tutta questa parte di svago, dove ci sarà anche magari un'area picnic con un laghetto e cercheremo di immergere al più possibile le persone nel nostro concetto di ristorazione e svago e natura. Allora, partendo da sopra, dal ristorante, scendendo in giù troviamo prima cosa le 18 buche da minigolf, che a seguire troviamo il chiosco, come ha già presentato mio fratello, con davanti una vastissima area per giochi per bambini, per tutte le età ovviamente. Abbiamo poi due campi da calcetto che si possono trasformare eventualmente in campi da tennis. Abbiamo pensato anche tutte e tre insieme ovviamente al paintball, molto divertente e non molto conosciuto in zona, e per questo abbiamo pensato di metterlo noi. Abbiamo anche due campetti molto piccoli per magari giocattoli elettrici, elettronici come macchinine o moto, e abbiamo anche un altro campetto piccolissimo per bambini ovviamente di età molto inferiore. A sinistra del chiosco troveremo un'area picnic con un bellissimo laghetto e basta. Solo questo è. Come ho sempre detto, i problemi ci sono sempre in qualsiasi tipo di settore, ma il nostro punto forte è che siamo appunto tre fratelli con gli stessi obiettivi, siamo molto uniti e so di poter contare su tutte e due come loro possono assolutamente contare su di me, in qualsiasi occasione. Assolutamente sì, il parco di Refrontolo era molto famoso negli anni '80 e andava davvero tantissimo, e quando l'abbiamo visto abbiamo pensato che era un qualcosa di sprecato e ci sembrava giusto poter coglierne qualcosa, e la comunità so che ci aiuterà molto perché riusciremo a coinvolgerli il più possibile sia nelle ristrutturazioni sia poi quando apriremo nel venire a trovarci e a conoscerci e a sapere insomma la nostra storia e a chi siamo. Allora, entrando in questo posto qua abbiamo trovato di tutto e di più, tranne che pulizia e ordine assolutamente, e abbiamo trovato l'erba molto molto alta, abbiamo trovato varie spazzatura buttate all'interno del buco che vedrete venendo qua a trovarci. La cucina era in pessime condizioni, il ristorante era messo abbastanza bene, ma era tutto da pulire ovviamente. E come parco era tutto da rifare, e con l'aiuto insomma di noi tre fratelli e altra gente che comunque ci viene ad aiutare, stiamo riuscendo a ristrutturare il tutto e così siamo pronti per l'apertura futura. In quanto giovani sappiamo davvero molto l'importanza di rispettare l'ambiente e il nostro pianeta, appunto, e per questo abbiamo deciso, essendo che è un parco naturale, appunto, di dare la nostra, appunto, di sostenere anche noi il pianeta. In che modo? Probabilmente installeremo degli impianti fotovoltaici, come cercheremo di usare comunque tutte attrezzature e prodotti ecologici che aiutano a sostenere appunto il pianeta Terra. Al nostro arrivo siamo stati accolti, oltre che dal titolare dell'azienda, siamo stati accolti da due animali che sono le nostre mascotte ormai. Si tratta di una mula argentina che sicuramente vedrete nelle riprese e di una capretta che noi abbiamo voluto chiamare Arrosticino un po' per ridere.
Ci è sembrato anche assurdo che la mula si chiamasse Cleopatra, cosa che riprende comunque le nostre origini, perché noi siamo egiziani e chiaramente abbiamo voluto mantenere il suo nome, e sappiamo che ci terranno compagnia e faremo di tutto per farle stare al meglio in questo parco con noi. Sono i vostri portafortuna, diciamo. Esatto, sono proprio loro.